Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Stiamo trasmettendo come di consueto dalla Record Space di Citafiera e siamo al nostro appuntamento con Municipium, la trasmissione che dà la parola ai sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Per parlare di peculiarità, per parlare di territorio, per parlare di valorizzazione dei territori e chi meglio dei primi cittadini può darci delle risposte in questo senso. Saluto il nostro ospite qui con noi, Andrea Pozzo, sindaco di Pasian di Prato. Un saluto a tutti. Buongiorno, e io entrerei subito nel vivo. Allora ci troviamo a pochi passi da Udine. E Pasian di Prato è un comune comunque vivo, un comune che si dà da fare, che ha iniziative, ma io vorrei lasciare la parola a lei, perché se io dovessi venire a Pasian di Prato, innanzitutto, cosa trovo di interessante? Innanzitutto farebbe solo che bene, perché credo che Pasian di Prato sia uno dei comuni che hanno avuto negli anni nel susseguirsi delle amministrazioni la caratteristica di puntare di più sui servizi e sulla residenzialità. Quindi se lei mi chiede che cosa trova sicuramente partiamo dall'infanzia, trova un'offerta sicuramente molto propositiva, anche per, diciamo, con un asilo classico che è il San Luigi di Pasian di Prato, che esiste da moltissimi anni e che offre, diciamo, un servizio per i bambini che è alternativo a quello pubblico. Trova un istituto comprensivo che ha delle caratteristiche peculiari molto interessanti. Oltretutto noi abbiamo investito qualche milione di euro nel corso degli ultimi anni per il potenziamento delle strutture e oggi abbiamo 800 bambini che seguono questa scuola e che hanno la possibilità di fare non soltanto gli studi elementari e gli studi della scuola media utilizzando, diciamo, quella che è la classificazione tradizionale, però c'è anche la possibilità nel programma formativo di dare ai ragazzi uno strumento in mano già da subito, quindi l'indirizzo, diciamo, dello studio della musica, grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica di Vasonso e con la Filarmonica di Colloredo di Prato, che ricordo che sono due scuole molto affermate e, diciamo, di grandissimo valore, riconosciuto anche ufficialmente, che danno anche collaborazioni e accessi al conservatorio, quindi parliamo di istituzioni ufficiali, c'è la possibilità di dare ai nostri ragazzi una formazione musicale che poi aiuta anche nella vita, insegna un metodo e noi crediamo moltissimo in questa forma, anche perché sul territorio puntiamo moltissimo sulla cultura, sulle tradizioni popolari e, diciamo, per noi è molto importante quindi l'indirizzo musicale. Abbiamo la possibilità di avere servizi anche per le persone anziane, con una casa di riposo molto importante che è stata realizzata in base ad un intervento convenzionale e ormai operativa da 2 o 3 anni, 120 posti sul territorio. I nostri anziani sono a contatto diretto con la comunità, però in una struttura che tra l'altro, devo dire, ha risposto molto bene anche a quella situazione molto grave e pesante di pandemia che si è verificata in questi tempi. Abbiamo la possibilità di offrire ai ragazzi fino ai 18 anni servizi alla persona, servizi anche medici attraverso la nostra famiglia, che è un altro istituto scientifico di rilevanza nazionale che permette di seguire sia i ragazzi con disabilità sia chi ha dei problemi di qualche genere. Abbiamo soprattutto creato da pochissimo tempo, da un paio d'anni, un centro di aggregazione giovanile all'interno del quale i nostri giovani possono fare tante cose, tra cui anche la sala di musica dove le bande si ritrovano tranquillamente per diciamo, fare le loro attività. È il servizio che faremo partire a brevissimo, avendo deciso di attrezzare con strumenti dell'amministrazione, con tutta quella parte tecnica che serve per poter fare questa attività, e una sala insonorizzata. Tante altre attività aspettano. I servizi poi sono importanti perché noi siamo ad un passo dalle realtà più importanti, il Policlinico Città di Udine, l'Università, l'ospedale, il Citafiera, lo stadio, sono tutti servizi che si trovano a pochi minuti dal centro di Pasian di Prato, collegati con un autobus che diciamo, collega effettivamente l'Interland udinese. Direi che a Pasian di Prato soprattutto si trova tanto verde, e quindi si concilia la caratteristica urbana con la possibilità di vivere bene, e c'è anche tanta cultura, perché sappiamo benissimo che nel Parco del Beato Bertrando assiste una storia che riporta ai nostri patriarchi.
Ecco, questo è molto importante, infatti il sindaco ha sottolineato che proprio Pasean di Prato ha una posizione centrale strategica. Io prima ho detto siamo a 2 passi da Udine e lui giustamente ha detto siamo a 2 passi comunque anche da dei poli importanti, sia dal punto di vista medico che dello shopping, che anche dal punto di vista proprio di questi polmoni verdi, perché poi tra l'altro anche a livello di ciclabili, no? E voi vi siete attrezzati e questo è molto importante perché uno dice vado a fare la classica gitarella fuori porta e mi reco, si dice così, voglio dire, e mi reco in un posto dove comunque sono attrezzato. Importantissimo anche il discorso delle scuole. Fra l'altro adesso usciamo, speriamo che almeno si esca in maniera definitiva dai problemi causati dalla pandemia, dalla DAD e quindi a livello scolastico, voi vi siete ovviamente attrezzati, adesso ripartono le scuole. Sì, noi ci siamo attrezzati e diciamo non nella prospettiva di un superamento della pandemia, perché questo ce l'auguriamo tutti, ma torniamo nell'ordinario. Noi ci siamo attrezzati dotando l'istituto comprensivo di un sistema di comunicazione ad altissima velocità, il che significa che sia dal punto di vista degli strumenti telematici sia delle connessioni, qualsiasi emergenza può essere affrontata tranquillamente garantendo alle famiglie una connessione in alta qualità di tutte le lezioni che vengono svolte. Non solo, ma questo consente anche di svolgere i servizi interattivi all'interno delle scuole. Per capire di che tipo di comunicazione stiamo parlando, dobbiamo ricordare che di fronte all'istituto comprensivo c'è un palazzetto dello sport e quello non è un palazzetto dello sport normale, è certificato dal boarding internazionale della pallacanestro e ha ospitato gli europei di basket europei, le finali, quelle che si sono svolte tra il Carnera e Pasean di Prato, dando un po' di orgoglio anche al sindaco di Pasean di Prato che ha un po' scommesso su questo investimento e ha consentito di portare accanto ai nomi delle grandi capitali europee anche quello di Pasean di Prato. Qualcuno forse nel mondo si sarà chiesto chi siamo, ma diciamo che questo è un motivo di soddisfazione. Pensate che i collegamenti internazionali sono stati fatti grazie alle connessioni ad altissima velocità che noi abbiamo messo nel palazzetto e le televisioni europee e di tutto il mondo hanno trasmesso quel segnale che oggi viene utilizzato di fronte alla strada dal nostro istituto comprensivo per la multimedialità che serve nei momenti in cui si creano le condizioni di pandemia. Quindi, come dicevo, altissima qualità dell'istituto comprensivo, indirizzo musicale di supporto, centro di aggregazione per il doposcuola e anche per fare in modo che i ragazzi stiano insieme in compagnia in un edificio nuovissimo e realizzato ad hoc per questo motivo, e multimedialità, e purtroppo questo è indispensabile. È chiaro che non sostituisce i rapporti umani, però laddove non ci può essere un contatto diretto, oggi la tecnologia ci consente almeno di proseguire nell'apprendimento. E questo è sicuramente molto importante. Adesso io andrei su qualcosa che attrae sicuramente, che sono gli eventi. Adesso si può tornare a parlare, no, di eventi o quantomeno ovviamente tenendo in considerazione tutte quelle che sono le regole da rispettare, però sta ripartendo anche Pasean di Prato, ci sono dei progetti. Ma io spero veramente che gli eventi siano l'elemento che in qualche maniera rimette in moto la comunità, anche perché Pasean di Prato ha la caratteristica di avere moltissime associazioni, si parla di una 70ina di associazioni attive in questo momento che offrono servizi diciamo, e possibilità anche aggregative. In particolare noi abbiamo, io vorrei adesso ricordarlo perché siamo nel 55esimo anniversario di fondazione del gruppo folcloristico di Pasean di Prato e queste celebrazioni avvengono nel momento della ripartenza e devo dire che questo è un elemento molto importante ed interessante perché il nostro gruppo folcloristico ha girato tutto il mondo visitando 25 nazioni, portando un centinaio di nazioni all'interno del nostro folclorama e purtroppo negli ultimi anni questo non è stato possibile, ma il gruppo non si è sciolto e anzi è più determinato di prima. Gli eventi che si svolgono in questi giorni io spero veramente che tutti quanti li possano visitare e partecipare, ma credo soprattutto che le grandi attività, le tante attività del nostro territorio che praticamente coprono tutto l'arco dell'anno grazie anche alla Cultura Nuova che ha un programma di attività che sono previste mensilmente che vengono pubblicate ci consentano in qualche maniera di fare in modo che in piena sicurezza
la nostra comunità possa riprendere a vivere e possa tornare a fare aggregazione. Io chiedo ai cittadini che hanno anche voglia di dare una mano di partecipare e di aggregarsi. A seconda dell'inclinazione ce n'è di ogni genere, per chi ama la musica, per chi ama la fotografia, per chi ama qualsiasi altro tipo di hobby, ma se poi ci sono poi anche le persone anziane. E le persone anziane hanno a disposizione l'Auser, che è l'Università dell'Età Libera. Stiamo parlando di oltre 500 associati che si ritrovano per far sì che il mantenimento, diciamo che l'anagrafe non corrisponda poi a quello che uno vede, perché quando uno è giovane con il pensiero, con la testa, con il ragionamento e tutto sommato sta anche in salute perché fa un po' di movimento, questo fa bene e consente, diciamo, di contrastare quello che purtroppo si vede sulla carta di identità come data di nascita. I nostri anziani stanno bene perché studiano, fanno l'università, stanno insieme e fanno tanti eventi, e quindi io invito tutti quanti ad aggregarsi, perché è un servizio estremamente interessante, estremamente importante, ma anche che impegna un pochettino, perché lo studio impegna indubbiamente, ma si sta insieme, si sta bene, e credo che questo serva moltissimo, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto. È vero. Infatti io mi ricollego alle parole del sindaco per sottolineare l'importanza nelle comunità di fare comunità, quindi di non isolarsi. Quindi questo invito che viene dal primo cittadino di partecipare in prima persona alle attività, magari anche di portare delle idee, di portarne delle nuove, e anche questa predisposizione positiva dell'amministrazione comunale ad accogliere queste iniziative che fanno comunità, io direi che meglio di così, voglio dire, si vive anche di questo. Abbiamo vissuto anche troppo in isolamento ultimamente, quindi c'è anche bisogno di fare comunità. E con questo bellissimo messaggio finale del sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo, noi vi salutiamo. Grazie signor sindaco di essere stato qui con noi, nostro ospite. Grazie a voi di avermi consentito di spiegare che Pasian di Prato è un bel posto in cui vivere. Quindi mi raccomando, una bella gita fuori porta a Pasian di Prato, perché ce n'è veramente per tutti i gusti e per ogni esigenza. Grazie. Grazie, e io auguro un buon proseguimento a tutti e vi aspetto alla prossima puntata di Municipium. Buon proseguimento.